In Saierna, Caleidoscopio delle emozioni, un'iniziativa della società Dante Alighieri che coinvolge tantissime personalità, non solo del mondo della cultura, ma di tanti altri settori. Ecco, perché questa iniziativa e quali le finalità? Sì, la finalità è quella che stiamo concludendo un progetto che ha visto tra le varie tematiche anche quelle delle emozioni, perché siamo convinti che fanno parte della vita di tutti noi, sia quelle positive che quelle negative. Oggi le illustreranno relatori molto quotati in questo settore e in più le abbiamo uniti anche con la premiazione, il riconoscimento alle scuole che hanno partecipato a un'iniziativa della Dante e anche a coloro i quali hanno vinto i 3 concorsi indetti, perché siamo convinti che anche essere vincitore di qualcosa, o meglio partecipare a qualcosa, è anche una grande emozione. Io ringrazio tutti quanti fanno parte di questo nostro progetto, perché è una collaborazione plurima, Museo diocesano, Comune, Consorzio Universitario, Parco Archeologico, vari ordini professionali e anche l'UNESCO e quelli che hanno creduto all'inizio a questo progetto, perché quando c'è sinergia di interventi i risultati sono di gran lunga superiori. Padre Pontillo, Caleidoscopio delle emozioni, ecco, lei partecipa a questa interessante iniziativa? Sì, come Arcidiocesi abbiamo siglato un partenariato con la società Dante Alighieri di Agrigento e già da diversi anni portiamo avanti una relazione con gli eventi culturali. In maniera particolare il Museo diocesano che oggi parteciperà attraverso la premiazione per una delle poesie che sarà premiata. Caleidoscopio delle emozioni è un momento significativo, attraverso l'analisi delle emozioni siamo chiamati a vedere ciò che genera in noi il bello, ma credo che sia necessario anche valutare le emozioni negative, le leggerei più dal punto di vista sociale che il personale, mentre il bello che ci circonda ci lascia sorpresi, purtroppo tante volte il non bello che ci circonda non ci lascia rammaricati. Viviamo questa dicotomia, specialmente noi nel nostro territorio. Può essere l'occasione questa perché tutti gli operatori della cultura e quelli della scuola presenti oggi qui a questo momento di confronto possano maturare e portare con sé competenze da trasmettere in maniera particolare ai ragazzi nelle scuole e a tutti quelli che parteciperanno ai prossimi eventi culturali. Le emozioni sono positive e negative, facciamo in modo che ad Agrigento possano diventare tutte positive, una bellezza non più oltraggiata. Parlare di emozioni sicuramente è un fattore importante, molto delicato, e lei nella sua relazione parlava appunto di come la gente le racconta le emozioni. Sicuramente è esperienza mia professionale, ma credo che sia esperienza anche di tutti, che una problematica che riguarda le emozioni è una problematica che riguarda la persona, la personalità. Cioè, la maggior parte delle persone che vivono situazioni anche difficili, disastrose e situazioni comunque di ansia molto forte, proprio perché c'è questa incontrollabilità, questa incapacità anche di vedere, di gestire, di comprendere le proprie emozioni. Chiaramente tutto questo non è che solamente un fatto personale, perché le emozioni hanno anche un valore comunicativo e hanno anche un valore sociale, per cui voglio dire, è un insieme di situazioni che poi determinano quello che dal mio punto di vista è un malessere.